In tanti ci avevano provato, ma solo a Gaiba ci sono riusciti. L'atmosfera di Wimbledon in Italia si respira a cavallo tra le province di Ferrara e Rovigo, dove anche quest'anno, sui campi in erba del Circolo, l'Italia del tennis si è sfidata e incontrata nell'edizione 2016 di Gaibledon. Gaibledon è una realtà unica in tutta Italia ed è nata per scherzo nel 2012 perché avevamo i corsi di tennis sovraffollati e dei bambini hanno messo, con un genio direi, una rete mobile sul campo da tennis, sul campo da calcio, simulando un campo da tennis su erba. E da lì è nata questa avventura perché abbiamo provato di anno in anno a migliorare la superficie, quindi creando questi campi dal nulla, campi da tennis su erba, e sono nati diversi tornei fino ad arrivare a questi tornei nazionali che vediamo proprio qui in contemporanea. Ecco, voi di Gaibledon però siete andati oltre perché avete scritto direttamente agli organizzatori di Wimbledon che non sono rimasti in silenzio. Esatto, siamo stati sorpresi perché ci hanno risposto Natale dell'anno scorso con una lettera firmata dal manager della Wimbledon Foundation con i complimenti e l'in bocca al lupo per la nostra iniziativa, allegando alcuni gadget, quindi questo ci ha reso estremamente orgogliosi e motivati per continuare questo sogno. Qui siamo a cavallo tra le province di Ferrara e Rovigo, un territorio che grazie a voi insomma ha portato il tennis in prima pagina, ma qual è il segreto di un evento come quello che organizzate qui? Tanta passione, un gruppo molto motivato. Siamo fortunati davvero ad avere un gruppo di ragazzi che sono magnifici perché sono qua tutti i giorni a fare manutenzione, e poi tutta l'energia che ci regalano gli appassionati quando vengono a trovarci, perché comunque l'emozione che provano loro viene trasmessa anche a noi organizzatori, quindi ci dà sempre nuovo stimolo per le nostre attività. Sognando, dove volete arrivare? Il nostro sogno sarebbe quello di riuscire a fare un torneo ITF, un torneo internazionale. Per ora siamo riusciti a fare un torneo Open a livello nazionale, questo torneo TPRA Super Slam, e ci piacerebbe però valicare i confini nazionali e riuscire a fare quindi un torneo ITF. Nicola, però tu sei modesto, dobbiamo dirlo, i giocatori stranieri che arrivano qui a Gaiba ci sono già, insomma, quindi un po' di respiro internazionale questo torneo l'ha già acquisito in questa edizione. Certo, abbiamo qualcuno che viene dalla Svizzera, qualche inglese, e negli anni passati comunque alcuni giocatori stranieri del circuito TPRA, e comunque quest'anno insomma giocatori italiani che vengono veramente da tutta Italia, dalla Sicilia passando per l'isola d'Elba fino ad arrivare insomma a Milano e oltre. Tanta passione, quindi giocatori da ogni parte dell'Italia e un'organizzazione precisa grazie all'impegno di un team affiatato e di qualità. La caratteristica più importante di Gaibledon è sicuramente la particolarità del terreno di gioco, si gioca sull'erba, un'erba però che deve essere curata nei minimi dettagli. Allora per farlo ci sono i gardeners, i giardinieri. Qui abbiamo Matteo, uno insomma dei più esperti, con la presenza di una delle attrezzature che usate per rendere così straordinario questo manto erboso. Che cos'è? Questo qua è un trattorino elicoidale che viene usato soprattutto per il taglio nell'erba nei campi da golf e da tennis, per tagliare l'erba alla precisa altezza di 8 mm per permettere un buon rimbalzo alla pallina, un rimbalzo praticabile. Noi cerchiamo di fare le cose al meglio, sempre ogni giorno con la voglia e la dedizione, e speriamo che questo lavoro abbia un buon frutto. Ecco, i 33 gradi di oggi insomma testimoniano, e anche il sottoscritto ve lo può dire, che non è facile rimanere qui sotto il sole. Voi peraltro di Gaibledon però avete visto anche da vicino come si lavora direttamente a Wimbledon, perché insomma alcuni mesi fa siete stati nel tempio del tennis. Ecco, da quel viaggio che cosa avete portato a casa come esperienza, come emozioni? Beh, sicuramente un grande esempio da ricevere, ecco, la regina del tennis europeo e mondiale. Ci ha insegnato molto che questo lavoro, soprattutto l'importanza della dedizione e la passione, perché ecco, non è una cosa semplice, soprattutto anche la precisione nel taglio e nei lavori è fondamentale. Dal campo alla rete tutto deve essere perfetto e curato nei minimi dettagli.
Non solo dettagli tecnici però, ma anche accoglienza con il sorriso e attenzione ad ogni minimo particolare. A Gijbledon serenità e buon umore non mancano a bordo campo, grazie ad un gruppo affiatato e volenteroso che mette a proprio agio tutti, contribuendo al successo dell'evento. Tanti giocatori in campo, ma c'è un lavoro dietro le quinte che è portato avanti dai volontari come Federica, dello staff del Gijbledon. Stamattina a che ora vi siete svegliati? Alle 6:30, siamo venuti qua alle 7, siamo venuti a fare le righe, poi a tagliare l'erba, poi dovevamo apparecchiare, pulire dentro, preparare la roba da mangiare, insomma era un sacco di lavoro da fare e quindi siamo svegliati prestissimo. A fine giornata però la soddisfazione è tanta, insomma, il sorriso che hai lo testimonia, insomma, essere qui ai Gijbledon è anche un divertimento. Sì, molto, anche perché sei in compagnia, sono tutti i tuoi amici, poi vedi i ragazzi che giocano, si divertono, poi mangiano bene, quindi è una grande soddisfazione. Staff pronto e determinato. In campo però ci vanno loro, i giocatori che arrivano da tutta Italia e che salutano poi Gijbledon con impressioni assolutamente positive e la voglia di tornare. Pietro Visalli da Palermo fino a Gaiba, perché? Quali le motivazioni? Venire a vedere gli amici che già conoscevamo e soprattutto giocare sull'erba per la prima volta nella vita, in contemporanea con Wimbledon, insomma un'atmosfera. L'umidità sicuramente non è quella di Wimbledon, però è un'esperienza veramente fantastica. Quali sono le caratteristiche che sono balzate subito all'occhio tra il così sentire parlare gli altri di come si gioca nell'erba e invece giocarci in prima persona? Per esempio io gioco soprattutto il back di rovescio basso e qui è molto efficace. Poi ovviamente si dovrebbe venire un po' a rete, ma non ci siamo più tanto abituati a venire a rete, quindi cerchiamo di fare un gioco offensivo con i nostri limiti. Per me è la prima volta, però so che ogni anno si fa, quindi sicuramente ci proponiamo di ritornare. Giancarmine Nastari da Torino a Gaiba, perché? Allora, sicuramente l'ambientazione, giocare sull'erba vera è una figata pazzesca, fammelo dire. E poi ovviamente tutto il gruppo, il movimento che c'è dietro, il TPRA è fatto dalla gente comune, la gente che spende il proprio tempo per giocare a tennis, sabato e domenica fa la pazzia, mette il borsone in macchina e viene a giocare, una figata pazzesca. Io sono un terraiolo, qualche volta gioco sul sintetico, superfici dure, giocare sull'erba è tutto un altro mondo, ti dico, bellissimo, sono uscito al primo turno ma ci tornerò l'anno prossimo. Un evento di spessore che anche le istituzioni del tennis italiano e internazionale seguono con particolare attenzione. E questo paesino con una squadra di ragazzi fantastici hanno inventato questo modo che ricoppia, come abbiamo detto, il gioco nell'erba, erba naturale, il quale sta avendo un grossissimo successo, e essendo gli unici in Italia è, diciamo così, una stella in più anche per la provincia di Rovigo. Questi sono ragazzi, sono partiti, grande entusiasmo, grande risultato, vediamo oggi che abbiamo più di 300 iscritti e direi che questa è la risposta più importante che dà questo sforzo che hanno fatto. È un gioco che appassiona, un gioco che entusiasma, si parte da qua per senza dubbio poter migliorare a livello sia regionale, che già la regione Veneto marcia alla grande, e anche a livello nazionale. Ecco, quali sviluppi futuri potrebbe avere Gijbledon? Ma guarda, io proprio pochi giorni fa ero insieme al vicepresidente nazionale Gianni Milan e si parlava di questo evento. Lui è entusiasta come il resto di dirigenti nazionali, e mi diceva di poter portare una squadra proprio ad allenarsi, a vedere e capire cosa si può fare per migliorare e per allargare il bacino del gioco in erba. TPRA e Gijbledon, un binomio nato ufficialmente nel 2014. Qual è il valore aggiunto reciproco di questi due importanti realtà del tennis italiano? Ah, guarda, penso che la sezione amatoriale della federazione, cioè TPRA Tennis, goda dei benefici e degli sforzi che tutti questi ragazzi fanno, perché dà la possibilità a tutti noi di giocare un evento fantastico su erba vera, quindi emozioni a 1000, e soprattutto anche emulare un po' i campioni che in questo periodo ci stanno facendo vedere del gran tennis. Quindi per noi sono tanti vantaggi. Stiamo cercando, grazie anche alla federazione, al supporto di tutto il Consiglio federale,
di riuscire sempre di più a sostenere con eventi sempre maggiori lo sviluppo anche di Gijbledon e quindi di questa fantastica atmosfera. Ecco, nel circuito già a metà stagione quest'anno avete raggiunto il numero di partecipanti che avevate raggiunto nell'intero arco dei 12 mesi l'anno scorso. Anche questo è un segnale molto positivo per il movimento. È un segnale molto positivo per il tennis amatoriale. Abbiamo degli obiettivi molto importanti da raggiungere perché chiaramente col presidente Angelo Binaghi ogni anno ci poniamo dei punti di traguardo sempre più alti e quindi ci aspettiamo che grazie anche a questi tipi di eventi, quindi a queste magiche giornate che si possono giocare anche qui a Rovigo sull'erba vera, possano sempre di più coinvolgere e far capire che il tennis amatoriale è più vivo che mai. Nemmeno durante le nostre riprese, comunque a Gijbledon, le operazioni si fermano. Mantenere i campi di gaiba in perfetta salute è un impegno quotidiano da portare avanti senza sosta. Manutenzione in corso qui a Gijbledon. Noi proviamo a fermare Elia Arbustini, il vicepresidente del Tennis Club Gaiba. Allora, fa un po' di caldo quest'oggi, ma non ci si ferma, Elia. No, non ci si ferma mai qua a Gijbledon perché ogni giorno ci sono lavori in corso, partiamo alla mattina col taglio dell'erba, quindi tutti i 4 i campi, poi si smontano le reti, si fanno le righe, insomma qua c'è sempre un grande affare, i ragazzi c'è un gran via vai, insomma sono volontari ma sono grandissimi e molto specializzati anche. Non ci si ferma mai. Qual è la difficoltà maggiore nel tenere in riga i volontari, i ragazzi giovanissimi, simpaticissimi, ma anche l'erba di Gijbledon? Guarda, forse la difficoltà più grande sta nell'organizzazione, non tanto nel lavoro, perché infatti dietro alle tante ore di lavoro che si vedono su questi campi c'è tanta organizzazione anche dal punto di vista logistico e quindi ognuno ha il suo turno, ognuno ha il suo compito e i campi sono sempre perfetti perché come vedete l'erba è sempre a 8 mm, quindi ogni giorno la tagliamo, è come se fosse un campo di piccoli bonsai, diciamo, che noi manteniamo sempre alla stessa altezza. Quando siete partiti con questo che all'inizio era un sogno, credo difficilmente avreste pensato di arrivare a questo punto. Ci sono progetti importanti alla base, però c'è una superficie davvero straordinaria come questa che di anno in anno va rinnovata, curata e tenuta ovviamente in maniera ottimale. Esatto, quest'anno dobbiamo ringraziare anche se posso Matteo Siviero che è l'agronomo che ci ha seguito per questi lavori, infatti è grazie a lui se anche la superficie quest'anno è migliorata molto, ogni anno si migliora e speriamo ancora di migliorarci nei prossimi anni che insomma si può ancora. Noi lasciamo te al lavoro perché qui a Gijbledon non ci si ferma mai, grazie ovviamente, l'appuntamento è qui nuovamente l'anno prossimo. Esatto, l'anno prossimo e nei prossimi anni sicuramente vi aspettiamo. Grazie.